First and foremost, I'd like to thank the Association of Engineers and also Regional Association of Engineers for welcoming here in my delegation this evening. Thank you very much. I had a very good meeting. We explored possible areas of cooperation. One of it is, of course, between the Association of Engineers of Padua and also the Association of Engineers in Malaysia. We welcome the collaboration. We will work with both sides to create a link in order for them to move forward the cooperation in the coming years. Malaysia will be hosting the ASEAN-Italy high-level dialogue on the 1st or 2nd of July next year, where we hope there will be a high-level delegation from Italy to Malaysia, together with to join the Malaysian companies and also the ASEAN companies in Malaysia for a trade investment summit. Dal breve incontro sono venute fuori delle considerazioni e delle proposte sono sicuramente molto utili che dovranno essere riprese e approfondite e per tessere dei legami importanti da un punto di vista anche professionale e tecnico-scientifico tra Italia e Malesia. Credo che questa modalità di incontro e trasferimento di informazioni sia preziosa e possa far crescere tutta la nostra categoria. Anche nel 2019 è iniziata l'esperienza di Team Working, continuando la tradizione che ormai da molti anni vede impegnato l'Ordine degli Ingegneri nel proporre il lavoro di gruppo come chiave per il successo dell'ingegnere del futuro, ma soprattutto una nuova declinazione legata al tema dell'innovazione. Innovazione che vede l'ingegnere sì come protagonista, ma un'innovazione che deve essere anche nel modo di approcciarsi al tema e quindi un nuovo format di team working che coinvolge direttamente gli ingegneri. Sicuramente stiamo cercando di costruire una figura professionale dell'ingegnere con dei paradigmi più moderni, triangolando con le aziende e l'università per permettere di portare innovazione all'interno dell'ordine e all'interno del mercato e cercare di integrare le viste che molto spesso sono nascoste ai più. Ci siamo accorti che al di là delle necessarie primissime azioni poteva servire un qualcosa per dare continuità e sicuramente aumentare l'accesso ai finanziamenti, soprattutto da parte dei piccoli comuni. A quel punto abbiamo detto, se invece di fare una donazione in soldi, mettiamo a disposizione un po' del nostro sapere e facilitiamo i comuni nella realizzazione della prima fase dell'esecuzione dei lavori, che è la redazione dei progetti, forse riusciamo ad accelerare questa prima fase e di conseguenza forse riusciamo anche ad accelerare la risoluzione anticipata delle criticità che questi comuni hanno avuto. Gli interventi progettati riguardano 4 comuni del Lagordino per un importo complessivo dell'ordine dei 700.000 euro.